Sì, grazie. Siamo come per manifestare e per combattere a favore di valori e di principi ben chiari. Pensiamo al futuro anche delle generazioni più giovani, pensiamo alla natura, al nostro valore ambientale che abbiamo qui nel nostro territorio. Qual è il motivo per il quale noi siamo qui davanti al Parco del Delta del Po? Ebbene, il progetto per questo impianto di recupero fanghi da depurazione è stato presentato 2 anni fa e il Parco del Delta del Po ha firmato il nulla osta affinché questo venisse costruito. E allora noi siamo qui oggi per dire che il parco ci dovrebbe tutelare maggiormente, dovrebbe informare i cittadini maggiormente e quindi siamo qui per chiedere al parco di prendersi le sue responsabilità. Inoltre, perché siamo qui oggi? Per quale motivo? Ebbene, i nostri amministratori, chi ci rappresenta, dovrebbe averci informato, dovrebbe essere anche qui presente oggi e invece noi siamo numerosissimi, ma vedete bene che molti sindaci, molti amministratori mancano e quindi è necessario fare un fronte unito, secondo me, secondo noi, affinché questo impianto non venga costruito. Pensiamo a 60.000 tonnellate di fanghi da depurazione che verranno inceneriti in questo impianto previsto in costruzione a Loreo, in zona Aia, all'interno del MAB UNESCO, quindi all'interno di una biosfera unica al mondo e al confine del Parco del Delta del Po. Allora io adesso concludo qui, voglio soltanto dire che il nostro territorio ha già dato, il nostro territorio ha valori e vocazioni di carattere ambientale e di carattere turistico. Non è più ora di mettere in discussione dall'alto le caratteristiche e la nostra vocazione. Grazie a tutti per essere qui così numerosi. Una manifestazione necessaria per far sentire la nostra contrarietà non solo all'impianto per essiccazione e incenerimento fanghi, ma per tutti gli impianti che purtroppo vengono calati, vengono continuamente progettati, proposti nel silenzio più totale del nostro territorio, in un territorio unico, il territorio umido più esteso d'Europa, quello più ricco di biodiversità, quello che si sta rialzando dal punto di vista economico dopo gli anni in cui la centrale di Polesine Camerini è stata egemone e anche un po' ha soffocato questo territorio. Vedere sorgere tante piccole centrali che poi insieme faranno più danni forse della centrale di Polesine Camerini non è piacevole, penso, per voi che ci abitate o per chi come me non ci abita ma lo ama molto. Comincerei comunque con una cosa poco allegra. Stanotte è morto un ragazzo a Chioggia mentre stava lavorando, un ragazzo di 22 anni, e chiederei intanto un minuto di silenzio in suo onore e in onore di tutti coloro che muoiono per lavoro. Nel comune di Loreo, nella zona Aia, hanno proposto un inceneritore di fanghi da depurazione civile industriale, fanghi che molto probabilmente, oltre ai classici inquinanti come metalli pesanti e altre cosine di questo tipo, saranno pieni di PFAS. Sono soprattutto fanghi di acque venete che fornisce e chiaramente depura le acque di 107 comuni, di cui tutti i comuni polesani, una cinquantina in provincia di Padova e altri a Vicenza. Vicenza sapete benissimo che anche in questi giorni agli onori delle cronache
il processo contro la Miteni per la produzione e l'inquinamento delle falde acquifere da PFAS. Abbiamo con noi un medico dell'ISDE, componente anche di Greenpeace. L'ISDE sono i Medici per l'Ambiente, è un'organizzazione internazionale, membro di Greenpeace, che ha l'associazione che in questi ultimi mesi ha prodotto uno studio verificando la presenza di PFAS nelle varie acque potabili di tutta Italia. Inviterei Claudio Lupo, medico dell'ISDE, a venirci a dire di cosa si tratta e degli eventuali rischi per la salute che ci sono con questi PFAS. Buongiorno a tutte e a tutti. Io arrivo da Vicenza, visto che Vanni ha citato Vicenza, provincia di Vicenza. Arrivo da un paese che doveva essere noto per la porta che portava alle piccole Dolomiti, Trissino, proprio dove insisteva la Miteni, quella che ha creato la ditta che ha creato il grande problema. Quindi la prima cosa che mi sento di dire, andate avanti così, perché la cittadinanza non deve mai chiudere gli occhi, deve essere sempre attenta a quello che lo circonda, che circonda ognuno di noi, cioè l'ambiente, e essere consapevoli dell'ambiente in cui si vive a volte è il primo passo per cogliere in flagrante i criminali, così si chiamano, che avvelenano sempre di più i nostri territori. Io come medico devo sottolineare queste cose, perché se ogni cittadino deve essere responsabile anche dell'ambiente, il medico non lo dice io, ma lo dice uno dei padri fondatori del pensiero di ISDE, che è un'associazione internazionale di medici per l'ambiente, era proprio questo: se ogni cittadino deve essere responsabile e consapevole di quello che avviene nel proprio territorio riguardante l'ambiente, il medico lo deve essere, è responsabile 2 volte. Oggi non sono dati miei, ma sono dati di grandi organizzazioni mondiali come l'OMS, anche se qualcuno in questo momento sta cercando addirittura di mettere a tacere organizzazioni come l'OMS, e ci capiamo senza fare nomi, ma è così, triste. L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice da anni quali sono le prime cause al mondo di malattia, e fra le prime cause, spesso la prima causa a seconda delle situazioni ambientali che andiamo a vivere, c'è l'ambiente inquinato, l'ambiente ammalato, che non si ammala così per caso, si ammala perché qualcuno fa qualcosa. Parliamo di PFAS, parliamo di fanghi, parliamo di inceneritori, sono tutte situazioni che si collegano, perché si collegano a un tema che è comune a tutti noi. È un modello di sviluppo, quello che stiamo vivendo da troppi anni, che è arrivato alla fine, dico io, cioè nel senso che se andiamo avanti a produrre in maniera insensata per avere sempre di più e non utilizzarlo, che poco tempo, e poi buttarlo in discarica o farlo incenerire da qualche parte, vuol dire che abbiamo sbagliato qualche passaggio per capire che cosa si intende per sviluppo di un popolo, per evoluzione e progresso. E allora perché sono collegati? Perché ormai i PFAS sono dappertutto, quindi non è che c'erano nelle zone vicino alla ditta che produceva queste sostanze, la Miteni a Trissino, ma ormai sono state trovate sicuramente in tutto il mondo. Mi risulta che solo forse in qualche piccola area sull'Himalaya non si sia trovato nell'aria sostanze della famiglia dei PFAS, altrimenti sono dappertutto. Ci sono però le zone come il Veneto dove la produzione di queste sostanze e lo sversamento consapevole, non inconsapevole, cosciente, è questo che dobbiamo ricordare sempre. Non è che chi sversava non lo sapeva, sapeva benissimo che cosa produceva. E io dico che non è vero che dal 2013 si conoscono i PFAS. I PFAS sono venuti a galla nel 2013 grazie proprio all'iniziativa di un medico, Vincenzo Cordiano di ISDE, ma esistono da tantissimi anni, e i disastri che aveva prodotto erano già carte bollate, nel senso che negli Stati Uniti una simile
tragedia era già avvenuta con una serie di conseguenze anche processuali, e si sapeva già benissimo, quindi da tanti anni, che cosa sono i PFAS. A Trissino, in particolare nella vallata che va verso Montecchio, comunque a sud di Trissino, la stessa ditta, che aveva solo un nome diverso prima, aveva prodotto un analogo sversamento per sostanze altamente tossiche, tant'è vero che in quegli anni, negli anni 70, erano dovute intervenire le autobotti dell'esercito perché non si poteva più utilizzare quella dell'acquedotto. Quindi parliamo di che cosa? Parliamo di beni comuni essenziali per la vita. Quando inquiniamo attraverso queste sostanze l'acqua, di cui noi tutti, io alla mia età sicuramente sono un po' più secco, quindi avrò una percentuale intorno al 50-60% di acqua, ma in media un adulto intorno al 70% è acqua, e un neonato o un bimbo ancora nel grembo materno è quasi al 90% acqua. Quindi di questo parliamo, della vita. E chi ha il coraggio di inquinare e distruggere la vita, io lo chiamo non un uomo coraggioso, ma un criminale. Arriviamo al dunque. Sono contento che condividiate perché è importante. Arriviamo al dunque. Quindi queste sostanze fanno male a tutti, ci sono dappertutto, ci sono nel delta del Po, sono state trovate non da adesso, ma i primi studi proprio del CNR a livello nazionale, quindi di un centro di ricerca nazionale, sono datati già da alcuni anni, ci sono dappertutto, ma perché le fabbriche sono a nord, in Piemonte, in Lombardia, nel Veneto come la Miteni, ma l'acqua scorre. E se qualsiasi cosa noi sversiamo nei piccoli torrenti o nei piccoli fiumi, finisce nei grandi fiumi, il Po, o nel mare, quindi il bacino dell'Alto Adriatico è intriso di PFAS, perché non è una mia opinione, ma sono state fatte le analisi a suo tempo, anni fa, di prodotti ittici in alcuni laboratori, e sono stati trovati alcuni prodotti in particolare, quindi le cozze, le vongole, piene di PFAS, ma anche per come sono strutturati quegli esseri viventi. Quindi ricordiamoci in particolare che fanno male a tutti, ma il primo danno lo fanno all'età più tenera, più fragile, che è l'età embrionale, neonatale e della prima infanzia, perché sono sostanze che interferiscono con i nostri sistemi di funzionamento, possono provocare da gravi infiammazioni, alterazioni del colesterolo, problematiche di tipo infiammatorio e peggio tumorale a diversi livelli di organi, e questo non va bene. E non va bene che ignoriamo questi dati, perché solo nel 2000, io giro da 7 anni attraverso un gruppo nelle scuole, abbiamo incontrato migliaia di studenti, e fino a un anno fa dicevamo di una sostanza PFAS e PFOA che era probabilmente cancerogeno. Dal 2023 lo IARC, cioè l'Istituto Braccio di ricerca dell'OMS, ha definito nell'autunno del 2023 lo PFOA, questa molecola di PFAS, cancerogena certa, del primo gruppo. La seconda, che ancora viene trovata nelle acque anche se non viene più prodotta, è il PFOS, che comunque risulta essere etichettato come possibilmente cancerogeno. Allora, nonostante tutti questi dati, noi parliamo ancora di andare a incenerire fanghi che contengono queste sostanze di cui aveva già accennato Vanni, e quindi oltre a bercele le respiriamo poi anche. E non solo, ce le mangiamo, perché attraverso l'acqua ci arrivano nei frutti del terreno piuttosto che negli animali che si abbeverano, ma poi ce li mangiamo, appunto, oltre che berceli, attraverso tutto quello che ci arriva sulla tavola. Dobbiamo dire no a questo tipo di ragionamenti, ridurre gli inquinamenti. Dobbiamo partire da un concetto completamente diverso di economia, come viene definita, circolare, quindi non inceneritori, meno uso di tutti i materiali, riciclo e riuso, che sono la vera etichetta per il futuro. Grazie. Porto Marghera lo conoscete tutti, no? Ecco, un posto che non auguro a nessuno, e fra quelli che hanno già dato, noi abbiamo già dato, e parecchio, no? Lì, in quel sito lì, stiamo
battagliando perché non costruiscano non un solo inceneritore ma bensì 2. Allora, il primo inceneritore è dal 2019 che noi siamo in piedi con questa storia, lo voleva fare Veritas, che è il nostro gestore acqua, rifiuti eccetera, per bruciare, già ce l'hanno in piedi uno per bruciare i residui, per bruciare fanghi. Abbiamo fatto ricorsi, controricorsi eccetera, li abbiamo persi, però li abbiamo bloccati e adesso sono ancora lì che non sono in grado di proseguire nel progetto. Dopo 2 anni fa, circa 2 anni, qualcosa di più, è uscito anche Eni Rewind, è una cosa di Eni che ha presentato un progetto, sempre lì a Marghera, per l'incenerimento, e qui non riesco a capire le varie situazioni, di tutti i fanghi residui della lavorazione del Veneto, cioè 195.000 tonnellate di fanghi residui delle varie, dei vari cose che ci sono qua in giro in tutto il Veneto, per cui non ho capito perché stiano anche provando qua da voi eccetera eccetera. Forse stanno usando una strategia che noi non conosciamo, ma di provare a vedere dove riescono ad attecchire. Comunque anche con loro siamo riusciti, tramite ricerche nostre personali, tramite l'Istituto Superiore di Sanità, che anche lui si è schierato contro questo nuovo inceneritore, e insomma siamo riusciti per adesso a bloccarlo. Praticamente loro non sono ancora in grado, non è che ci aspettiamo che la smettano, però non sono ancora in grado di avere il via, e cioè la cosa di verifica dell'impatto ambientale, per cui dopo possono avere tutti quanti le autorizzazioni per costruire questo mega inceneritore. Sono qua per testimoniare a voi che comunque, tenendo botta, resistendo, facendo rete comune tra l'altro fra tutti quanti i vari comitati che combattono, che non siamo solo noi, ovviamente né solo voi, Padova, Vicenza e tutto quello che c'è, Verona, ecco, se la lotta, o tenendo in piedi insomma tutte queste varie situazioni, si riesce, secondo noi, e questa è la nostra esistenza nella riprova, a bloccarli e, non lo so, speriamo proprio a eliminare tutti quanti questi progetti di distruzione territorio, salute pubblica e tutto il resto. Buongiorno a tutti. Noi siamo una piccola rappresentanza del Comitato Cittadini Tutela Territorio Verona Est. Siamo venuti qui stamattina da Verona non soltanto come solidarietà verso la problematica che state affrontando, ma anche per sostenere la vostra lotta, perché noi stiamo affrontando la stessa tematica a Verona. Il progetto di un inceneritore di fanghi attaccato a un parco naturalistico, nel nostro caso il Parco del Pontoccello, Parco dell'Adige. Noi ci stiamo impegnando come comitato con anche delle osservazioni già presentate in Regione per valutare delle alternative che siano diverse rispetto all'incenerimento, che per noi non è la soluzione ideale. Ci sono delle altre tecnologie che si stanno studiando, che possono essere delle valide alternative più sostenibili a livello ambientale, per il rispetto delle persone, dei cittadini, e anche per il rispetto di quello che ci chiede l'Europa, perché non dimentichiamoci che nella scala delle soluzioni dello smaltimento l'incenerimento è all'ultimo posto per l'Europa. L'Europa ci impone, ci chiede altre scelte più green e noi vogliamo che siano percorse queste strade, per cui avete tutto il nostro sostegno. Noi vogliamo creare una rete per cercare delle soluzioni alternative non solo a Cadelbue, non solo qui a Portoviro, non solo a Venezia, ma in modo che dappertutto l'incenerimento sia accantonato per valutare delle strade diverse. Deve essere un'altra, perché dobbiamo
incominciare uniti, tutti insieme, a ragionare sulla situazione reale della qualità dei fanghi della Regione Veneto. Su questo aspetto qua la Regione, secondo me, è latitante, perché solo noi a Verona abbiamo chiesto più volte alla nostra istituzione comunale di fornirci delle informazioni precise e non sanno dove muoversi, perché la Regione non gli risponde probabilmente. Quindi quello che dobbiamo chiedere a livello regionale è capire qual è la reale quantità di fanghi di qualità e non di qualità, capire perché quelli di qualità non sono di qualità, se è perché chi produce lavora male, perché i limiti di valutazione dei fanghi che arrivano dall'Europa recepiti in Italia ci sono. Se hanno creato dei limiti vuol dire che si possono rispettare. Quindi dobbiamo lavorare su questo ragionamento che è logico e che è ordinato anche dal punto di vista legislativo, tutti insieme, tenendo conto che i 360.000 tonnellate, 190 a Marghera, 110 a Cadelbue a Verona, dove abbiamo una storia che va avanti dagli anni 70-80 con situazioni che non sono mai riusciti a risolvere e ogni tanto inventano invenzioni nuove di incenerimento, e Rovigo, arriviamo a 360, è un numero che è completamente fuori se andiamo a considerare il piano regionale rifiuti, che pone adesso non vorrei sbagliare, al 12%, comunque sotto al 20% i fanghi non di qualità. Quindi dobbiamo come rete imporre alla Regione che ci dia chiarezza dei numeri reali su quella qualità dei fanghi e poi sullo stato di qualità dei PFAS di tutti i fanghi della Regione Veneto. Se non abbiamo questi dati, Eni Rewind, che ha appena risposto mettendo in secondo piano l'Istituto Superiore di Sanità, ci sembra veramente un atteggiamento che è non sulla reale valutazione delle cose, ma è su un obiettivo che è quello di fare un inceneritore. Non è così che si progetta la gestione dei rifiuti, sapendo che nella scala gerarchica c'è il riuso, il riciclo, il recupero, e la fettina ultima è un triangolino, e questo ce lo dice la Comunità Europea. Un applauso a voi, a tutte le organizzazioni, a tutte le persone che oggi hanno speso il loro tempo per essere qui presenti e organizzare questo momento di manifestazione. Vorrei nominarle uno a uno, ma vedete esattamente gli striscioni. Io penso sia importante che ci guardiamo in faccia e capiamo chi è presente e chi non è presente. Spiace anche a me vedere che non ci sono fasce tricolore oggi presenti qui. Dobbiamo dirlo chiaramente, perché i sindaci, gli amministratori sono quelli che dovrebbero avere la responsabilità di garantire la salute e la sicurezza delle persone. Allora, quando parliamo di salute delle persone, quando parliamo di impianti dove l'Istituto Superiore della Sanità e non dei report, diciamo, di parte, raccontano che incenerire PFAS fa male alla salute delle persone, io penso che un sindaco, indipendentemente dal colore politico, dovrebbe essere qui presente con i propri cittadini a mettere la propria faccia e la propria fascia tricolore, perché un sindaco non è di qualcuno ma amministra tutti. Questo lo dobbiamo dire chiaro. Mi sento anche di dire che speravo di vedere anche dei rappresentanti locali o anche dei rappresentanti che in qualche modo sono più vicini territorialmente, ma mi farò parte e carico di portare la battaglia di nuovo in Consiglio regionale. Sapete perché? Perché quando parliamo dei temi di cui avete parlato oggi, Cadelbue, che abbiamo seguito con i consiglieri ovviamente del territorio, quando parliamo di Marghera, che abbiamo seguito con i consiglieri del territorio, quando parliamo di impianti di incenerimento pericolosi, noi dobbiamo fare una cosa chiara, dobbiamo prendere le conoscenze che il territorio porta, portarle dentro e alzare la voce dentro le istituzioni regionali, perché sapete quello che ci viene risposto invece quando non lo facciamo? È che decide la parte tecnica. In tutti i casi che abbiamo sentito, il Presidente Zaia e la Giunta dice decideranno i tecnici, lo abbiamo sentito con le trivellazioni in mare cosa accadeva, giusto? Bene, allora per me e per noi non devono essere i tecnici a prendersi la responsabilità, deve essere la politica a prendersi la responsabilità di dire che incenerire PFAS e incenerire in un territorio come questo è sbagliato. Allora mi chiedo perché continuiamo a sostenere che i parchi siano degli enti importanti, e io credo che lo siano, ma dovrebbero fare il lavoro che devono fare, cioè quello di lavorare con le istituzioni, ad esempio
della promozione turistica che hanno appena parlato prima di me, con i cittadini, con i sindaci, per rendere questo luogo davvero quel luogo che dovrebbe essere, un luogo bellissimo e che non deve invece essere considerato continuamente la discarica delle cose che non devono essere fatte da altre parti, perché è anni che seguo il lavoro di questo territorio, è anni che vengo qui a metterci la faccia ed è anni che vedo che questo territorio viene trattato diversamente dagli altri, dalla provincia di Treviso, dalla provincia di Padova. Ecco, io penso che questo non debba più accadere, quindi sono felice di essere con voi perché vi voglio bene, non sono felice di essere con voi perché vuol dire che qui abbiamo dei problemi da dover risolvere. Grazie. Io vi leggo un comunicato che è stato concertato con il comitato regionale e con il comitato nazionale, così sapete qual è la nostra posizione ufficiale. Italia Nostra è stata la prima associazione ambientalista italiana e si è sempre battuta per la tutela del paesaggio, dell'ambiente e della biodiversità. Non poteva non essere qui oggi, dopo essersi battuta per anni contro l'inquinatissima centrale elettrica di Polesine Camerini e la paventata sua riconversione a carbone a fianco dei comitati locali e di tutta la gente che qui abita. Non essere ora vicino a voi per opporsi a un ecomostro inquinante come l'inceneritore di fanghi da depurazione proposto in zona AIA nel comune di Loreo sarebbe assolutamente per noi come associazione incoerente. 10 anni fa il Parco del Delta del Po ha ottenuto il riconoscimento di riserva MAB dell'UNESCO, che quest'anno dovrebbe essere rivista e verificata. Riempire il parco di impianti inquinanti, di allevamenti intensivi, di impianti ecomostri come questo può rispettare la biodiversità? Italia Nostra noi crediamo proprio di no e per questo ci impegniamo ad opporci con forza a tutto questo e ad essere vicini a voi cittadini bassopolesani per fare una battaglia concreta e cercare che questo impianto non venga assolutamente fatto. Abbiamo già detto tante cose importanti, abbiamo già riflettuto molto insieme. Vi faccio soltanto 2 domande e poi faccio una proposta, soprattutto agli amministratori. La prima domanda è, sulla base di quello che ci viene detto, certe cose sono necessarie. Io chiedo a voi adesso di rispondere, siamo qui in 1000 e la voce è forte in 1000 persone. È necessario? No! Non si sente? No! Ok, allora non è necessario. Esistono alternative? Sì. Esistono alternative. Il Comitato Scientifico di Legambiente, che è stato sollevato, è stato interpellato su questa cosa, sta studiando la faccenda e è stato detto anche prima, esistono le alternative, basta sedersi, ragionarci un attimo, pensare, prendersi la briga di spendere il proprio tempo, ma chi fa volontariato questa cosa la sa benissimo cosa vuol dire, e metterci l'impegno e metterci la faccia. E l'ultima cosa invece non è una domanda per voi, ma è una richiesta, una proposta che Legambiente fa. Si è parlato di biodiversità, si è parlato di MAB UNESCO, si è parlato di un territorio meraviglioso e unico. Noi andiamo nel sud della Francia per vedere la biodiversità della Provenza quando ce l'abbiamo qui. Ne abbiamo una che è molto simile, che dall'America ci invitano a valorizzare, perché a noi come associazione hanno scritto, hanno visto le foto del nostro delta e ci hanno detto ma che bello, ma come facciamo a venire lì? Ma come facciamo a venire lì? Ci hanno scambiato per un'agenzia turistica. Allora valorizziamo, io chiedo veramente agli amministratori che si facciano, siccome è stato detto da più persone, proprio dagli amministratori, viviamo in un ambiente bellissimo, abbiamo una biodiversità importantissima, eccetera eccetera eccetera, se lo dicono che lo facciano anche vedere, che valorizzino materialmente. Siamo stufi di sentirlo dire, lo sappiamo, adesso basta, adesso è ora di agire. Basta parole, ne abbiamo dette abbastanza, adesso vogliamo i fatti. Oltre agli amministratori mancano anche
quelle parti che animano, diciamo, la vita dell'ente parco, eccetto una persona. Io sono l'unico rappresentante oggi della comunità del parco. I rappresentanti, mancano anche le categorie sociali che dovrebbero essere in qualche modo attive, parte attiva e decisionale rispetto alle scelte che deve fare il parco, perché il parco ha sottoscritto, è stato capofila e ha sottoscritto un patto solenne che è il MAB UNESCO, MAB Man and Biosphere, quindi uomo e la sua biosfera, quindi come noi siamo bravi a gestire il territorio in cui viviamo. Quindi approvando o facendo finta di non vedere una situazione macroscopica come quella che è oggetto della discussione di oggi, significa che ci stiamo girando dall'altra parte rispetto a questo solenne impegno. Dietro questo solenne impegno c'era sicuramente prevalentemente la volontà di vendere questo territorio dal punto di vista turistico e non prendersi determinate responsabilità. La politica deve tornare a prendersi delle responsabilità. I tecnici fanno i tecnici. Io sono un tecnico, mi occupo di fauna da tanti anni e non può essere un parere di un tecnico a definire quella che deve essere una sintesi. La sintesi la fa la politica. Il tecnico è come un bottone in una console di un pilota. Un pilota per pilotare l'aereo non può guardare solo l'altimetro. Il tecnico è l'altimetro. Chi ha in mano la cloche è la politica. Non può girarsi dall'altra parte. Non possiamo girarci dall'altra parte. Mi fa specie che di essere l'unico rappresentante della comunità del parco qua oggi, e questo sinceramente mi dà un certo disagio. Cercherò di portare in seno alla comunità questo disagio, dicendo mi sarei aspettato una maggiore partecipazione anche solo per sentire, perché l'ascolto è già tanto, al di là di quello che noi possiamo pensare, al di là delle opinioni, perché il problema dei fanghi, appunto come è già stato ampiamente detto oggi, non è che non lo percepiamo come un problema da risolvere, ci sono delle modalità di soluzione. Quando abbiamo pensato al Parco del Delta avevamo pensato a un laboratorio a cielo aperto, perché il Delta è un'area un po' particolare, sapete, non è il Gran Paradiso, è la somma di tutti gli errori che vengono compiuti lungo l'asta del Po che finiscono poi nel mare, e noi siamo un po' la somma di tutti gli errori che vengono fatti a monte, per cui questo deve essere il laboratorio in cui si cerca di studiare gli effetti dei cambiamenti climatici, gli effetti dell'inquinamento, che qua trovano la loro sintesi, la loro somma. Il fatto di aver sancito nel 1994 il piano speciale per il Delta del Po, cosiddetto piano d'area, che è stato premiato a livello europeo, il fatto di aver sancito Natura 2000, la rete Natura 2000, che è sicuramente agli inizi degli anni 90 il momento in cui viene riconosciuto finalmente che quest'area depressa e bistrattata dell'Italia era invece un'area di importanza internazionale, di un'importanza europea, e la nascita nel 1997 del Parco del Delta e nel 2017 del MAB UNESCO mi possono far dire tutto fuorché non ci siano oggi gli strumenti legislativi di pianificazione del territorio per poter scegliere le soluzioni più adeguate. Li abbiamo, spesso ho detto che manca la pianificazione, in questo caso non manca neanche quella, è solo una questione di volontà politica. Oggi possiamo dire che siamo in tanti, siamo stati anche in altri posti, nel Padovano, nel Ferrarese, perché il nostro comitato formato 6 anni fa, all'età di 72 anni, si sono ritrovati 4 amici al bar e hanno pensato cosa fare in questi ultimi 25 anni, perché a nostro avviso siamo appena visto che l'età aumenta a 3/4 del cammin di nostra vita. Quello che noi ci ha convinti a riunirci, a dar vita a un comitato, è proprio il problema ambiente, perché il problema ambiente non ha confini.
Noi siamo invitati e anche se non siamo invitati siamo presenti ovunque. Volevo dire una cosa che non va fuori tema. Quando abbiamo dato vita al nostro comitato, un sindachello ci ha definito merdaccia. Ma noi sappiamo anche che prima o poi finiamo tutti in merdaccia, non è questo il problema. Ma nell'attesa di diventare vale la pena fare qualcosa per questo nostro ambiente. E ha detto giustamente la signora, i sindaci, se avete partecipato alla prima nomina di un sindaco, chiunque esso sia, non facciamo questione di colore o di parte, pronunciano sempre questa bella frase: noi vogliamo essere i sindaci di tutti. Ma li vedete qua? E se non li vedete, dove stanno? Ve lo dico io dove stanno. E ce ne possiamo rendere conto tutti. Stanno dall'altra parte di chi vuole fare questi impianti. Ma non è questo ancora quello che mi interessa e che mi fa arrabbiare. E se la vita mi andrà avanti, non solo resterò qua ancora 25, ma altri 25. Per dire una semplice cosa, queste cose vengono fatte, impianti di biometano ora hanno scoperto una frase nuova, fatto bene. Ma perché quello che avete fatto ieri era fatto male? Verranno a dirci che altre cose saranno fatte bene, adesso addirittura è di moda. Ce n'è uno Veneto, ce n'è uno in Puglia. Abbiamo fatto bene e vogliamo il terzo mandato. Sapete dove si potrebbe darglielo il terzo mandato? Mi fermo qua. Volevo semplicemente dire, e chiudo, guardate cittadini, quando andate a casa, dite ai vostri mariti, alle vostre mogli, che eravamo in tanti, ma dobbiamo essere in più, perché per far cambiare idea a tutti i politici bisogna essere in tanti. Quello che li fa tremare sono i numeri, sono le nostre presenze. Non a caso, io inviterei tutti chi ha modo di farlo, per carità, di dar vita nei propri comuni a dei comitati, anche se siete in 4 o 5 anziani come noi. Siamo anziani, ma siamo attivi. Grazie di tutto. Non ero convinto di voler intervenire, ma gli ultimi interventi mi hanno ispirato. Credo che insomma una voce in più faccia sempre bene, ecco, perché è un tassello che si aggiunge ad una sfida, dovrò urlare, è una sfida insomma del territorio. Io sono il presidente di un'associazione che è nata qualche anno fa sull'onda emotiva dello scandalo Coimpo, che qualcuno di voi conoscerà bene, che è stata una ferita aperta per questo territorio e che lo è ancora, perché molti di quei rifiuti che sono stati sparsi nei terreni sono ancora là e la bonifica ormai è diventata una chimera. Ho letto nei giorni scorsi che c'è stata un'azienda analoga nel Bresciano, la VTB mi sembra si chiamasse, che faceva le stesse cose, è arrivata anche in Veneto e sono stati condannati a 16 mesi di reclusione, con uno scandalo del territorio, perché ci sono chiesti come mai chi ha sversato milioni di tonnellate di fanghi viene semplicemente condannato a 16 mesi. E da noi non c'è neanche stata quel tipo di condanna, insomma io non voglio tornare su quella vicenda, ma è un fatto di cronaca accertata. Questo per dire che c'è una tristezza insita in questo territorio, uno sconforto personale, individuale, collettivo, siamo tutti isolati a noi stessi, insomma ognuno con le proprie solitudini e questo non va bene. Bisogna riscattarci da questa idea, perché voglio dire, se ci sono associazioni che collaborano tra di loro e ogni associazione ha una famiglia, ha un figlio che va a scuola, bisogna partire dal futuro di questo territorio, non arrendersi al fatto che noi siamo la discarica di qualcun altro, perché allora abbiamo già perso e non può essere questa la soluzione.
Noi con la nostra associazione a un certo punto abbiamo smesso di darci delle slegnate negli attributi, abbiamo cercato di rivoltare, pensare in positivo, ecco, perché di tristezza ce n'è anche troppa. E abbiamo messo in piedi una struttura che ci ha permesso di piantare più di 7.000 alberi in progettazioni fatti con il pubblico e col privato, creando oasi di biodiversità, andando nelle scuole, parlando ai bambini di quello che può essere il loro futuro. Abbiamo piantato siepi campestri, abbiamo insegnato la valenza di un insetto impollinatore. Allora io dico, tutto questo lavoro, tutta questa energia volontaria, la speranza che diamo ai nostri figli, che senso ha se poi ci piantiamo un inceneritore, se facciamo 50 centrali a biometano, se dobbiamo fare un altro inceneritore a Loreo, se svendiamo questo territorio per cosa? Per le compensazioni? Io credo che sia ora di dire, ma no, ma al di là dei colori politici, è vero, fa tristezza pensare che un anno fa per la questione trivelle c'era una platea di autorità schierate e allineate. Oggi non c'è nessuno di quello, però io credo ci sia speranza per ricrederci. Bisogna dire no alle compensazioni, no alla svendita di questo territorio, divulghiamo, come diceva il signore Di Corbola, alle nostre famiglie, ai nostri parenti, parliamo, diventiamo massa critica, perché quando saremo massa critica, e noi paghiamo il deficit di un territorio spopolato, quando saremo tanti allora ci ascolteranno, e lo dobbiamo per i nostri figli, non per noi. Noi siamo già andati, come diceva il signore Di Corbola, ma ci sono dei figli che meritano di rimanere qua e meritano un futuro. Grazie. Allora, due parole perché è già stato detto molto. L'amministrazione di Rosolina è formalmente no a questo impianto, quindi non c'è ombra di dubbio, se, ma o via dicendo. Qui ci sono due assessori della maggioranza, io che sono un consigliere della maggioranza, e ci sono anche dei consiglieri, Francesco non vedo più, della minoranza. Quindi Rosolina c'è sempre stata nella storia del Parco del Delta del Po, perché ricordiamo che siamo stati l'unica amministrazione che 20 anni fa si è schierata contro la centrale Enel di Polesine Camerini, è stata l'unica amministrazione che si è schierata non solo a parole e con le presenze alle manifestazioni, ma si è schierata con atti giuridici e con ricorsi. E qui ci sono tanti amici che abbiamo fatto la battaglia assieme ancora 15-20 anni fa, e quello che invito è sempre a non generalizzare. No, si accettano le critiche, siamo abituati come amministratori a accettare le critiche, ma non tutti sono uguali. E poi vi vorrei invitare a portare questo stimolo ai vostri figli, ai vostri amici e ai vostri compaesani, che il cambiamento arriva dalla consapevolezza. Quindi nel momento in cui, vi faccio un esempio pratico, vivo e la maggior parte dell'anno lavoro a Rosolina Mare, io quando sento di sera le motoseghe che vanno perché devono tagliare gli alberi abusivamente perché danno fastidio, c'è la pigna, c'è la resina ma non c'è l'ombra, che è il valore più grande che abbiamo in quella località, mi viene da dire: faranno tutte le centrali di questo mondo nel nostro territorio, perché se non riusciamo a capire che il pino è un bene prezioso, sono degli alberi che hanno 70-80 anni e li tagliamo di notte perché non ci fanno ombra sulla macchina o ci danno fastidio alla macchina, vuol dire che abbiamo capito poco. Oppure quando passeggio per gli argini del Po, a Taglio di Po o a Porto Viro e trovo sacchi di immondizie, l'Eternit, il mobile vecchio, e chi più ne ha più ne metta. Questi non vengono da Padova a buttarceli, e non sono neanche gli amministratori che vanno a buttarli, è il territorio. Quindi nel momento in cui c'è consapevolezza diffusa e c'è rispetto e amore per il proprio ambiente, nessun impianto potrà venire, perché saremo sempre uniti e non potranno calarci dall'alto queste cose. Nel momento in cui invece siamo disinteressati, non abbiamo consapevolezza, non amiamo quello che abbiamo, ci potranno portare di tutto. Grazie.